formazione era sicuramente uno degli obiettivi da sempre di IOP Giovani, e siamo venuti qui per imparare. Io posso avere dei bellissimi contenuti fatti in maniera eccellente, però se non li racconto all'esterno, se non faccio advertising, nessuno li vede. Il percorso di avvicinamento di IOP Giovani a quella che è l'innovazione tecnologica è iniziato ancora alcuni anni fa con il primo Start IOP, quindi con questo contest verticale sulla sanità appunto per startup. Da lì abbiamo iniziato a girare il mondo, prima in Israele e poi a Las Vegas al CES, e anche in Italia siamo venuti a vedere qui in H-Farm e a Big Rock in particolare quelle che sono le innovazioni tecnologiche e digitali che non solo nel futuro ma già nel presente potranno essere applicati anche alla sanità. Big Rock è una scuola di computer grafica e noi formiamo i nuovi talenti della computer grafica, quelli che faranno poi le prossime animazioni, film o visualizzazioni di oggetti che non esistono. E indossando i visori si possono visualizzare cose. Oggi noi abbiamo visto un sistema solare, abbiamo fatto una lezione di astronomia, ma si possono visualizzare oggetti di qualsiasi natura. Possono essere oggetti macchine piuttosto che corpi umani. Di analizzare gli organi sui quali i medici vanno a fare gli interventi prima degli interventi, così da un lato dare la possibilità tra più professionisti di aree diverse del pianeta di mettersi a confronto e di confrontare le proprie esperienze, e dall'altro riprovare gli interventi prima di effettuarli sugli esseri umani. A livello sanitario quello più facile immagino che sia la formazione, quindi spiegare ad altri dottori o altre persone come si fanno certe procedure senza usare pazienti reali, o magari usare un modello virtuale collaborativo. Nel prossimo futuro, in qualche modo già esiste, anche poter visualizzare i dati in tempo reale sopra il paziente, quindi magari mentre il dottore opera si possono visualizzare il suo tracciato, per esempio del cuore, piuttosto che pressione o quello che è sopra il paziente, vedere l'attacco in tempo reale sopra, sempre esattamente sulla testa, sul cuore, e quindi magari prendere decisioni in maniera più efficace senza dover affidarsi ai monitor o a cose che si vedono intorno alla stanza. Non è escluso che nei prossimi anni si possa operare un paziente o simulare l'operazione del paziente prima di farla realmente sul paziente. Ecco perché aveva senso anche trovarsi qui, capire qual è la strada delle nostre aziende e cosa possiamo dare ai nostri utenti in termini di servizio anche. La sanità privata va di pari passo con la sanità pubblica, la immaginiamo come un'unica sanità, e anche questa è una cosa che vogliamo comunicare, vogliamo fare arrivare all'utenza, che siamo al servizio delle persone come un ospedale pubblico.